Oggi, come pubblicizzato ieri, sono intervenuto alla trasmissione Venice Factory Show che va in onda su Radio Vanessa, una radio veneziana, e condotta dalla bravissima e anche molto bella Federica. Questi canali in YouTube molto interessanti, quindi proviamo a chiamarlo, a vedere. Ciao Elder, benvenuto. Buon pomeriggio. Benvenuto al Venice Factory Show. Come stai? Come procedono le tue investigazioni? Nonostante il caldo, diciamo che va tutto abbastanza bene. Le TV non stanno più seguendo i casi, ma noi invece non ci fermiamo mai e stiamo continuando a stare su tutti i casi che studiamo ormai da parecchio tempo. E in particolare, proprio in questi giorni, a cosa stai lavorando di più? Allora, le notizie più recenti riguardano oggi pomeriggio, sono inerenti al caso di Mimì Manzo, però il caso che ovviamente tiene sempre più banco è quello di Liliana. Infatti nelle prossime ore usciranno 2 video molto interessanti, di cui non anticipo nulla perché sono cose un po' delicate, però un po' sorprendenti, e credo che chi le vedrà resterà sorpreso. A proposito di Mimì di Manzo, appunto, ricordiamo anche agli ascoltatori che è un uomo che è scomparso il 21 gennaio del 2021 al giorno del compleanno della figlia, e sembra che dal tuo canale però ci sia proprio una svolta. Vuoi raccontarci qualcosa? Sì, allora, in buona sostanza, probabilmente, perché qui c'è un'indagine che si sdoppia, perché va sia sul discorso della scomparsa e del possibile omicidio e magari anche occultamento di cadavere, sia allo spaccio di droga. Allora, in questo caso probabilmente le 2 piste potrebbero essere concatenate, e quindi io credo che magari in prossimità di questa festa si stava preparando un divertimento un po' estremo che a Mimì non andava bene. Lui potrebbe avere minacciato di andare a rivelare la cosa, ed è stato seguito, e probabilmente poi gli è stato preso e portato via, perché noi sappiamo che delle telecamere lo vedono uscire di casa. Oggi esce la notizia che presso il bagagliaio dell'auto noleggiato dalla figlia, ma guidato dall'amica della figlia, ci sarebbe una traccia possibilmente di sangue. A settembre sapremo se questo è proprio sangue e se appartiene a Mimì. Se così fosse, ovviamente il caso sarebbe quasi risolto. E ricordiamo agli ascoltatori che poi fino a poche settimane fa gli indagati erano solo appunto la figlia e l'amico. Ora ci sono Sì, adesso sono 4. Sì. Ora ci sono di nuovi indagati. Sì, anche la stessa madre dell'amica per favoreggiamento è stata indagata, quindi la cosa si sta facendo molto più grossa di quello che si pensava all'inizio. E invece, a proposito del caso Liliana Resinovic, a cui tu dedichi tantissimo del tuo canale, che cosa ci racconti? Sebastiano sta per crollare? C'è una Allora, svolta? io dedico tantissimo, sì, anche perché questo è uno di quei tanti casi in cui contatti con i personaggi, per cui io in questi casi ho maggiori notizie e sono fonti anche maggiormente affidabili. Allora, a mio avviso Sebastiano stava per crollare probabilmente nei primi giorni. Poi lui, quando ha visto come si sono messe le cose, ha preso molta sicurezza. È vero che nel percorso ha mostrato molti periodi di nervosismo in cui probabilmente poteva cedere, ed ha anche commesso numerosi errori, perché alcune delle contraddizioni o dei lapsus sono veramente disarmanti. Però da quello che mi dicono lui è pieno di lavoro, è inserito molto bene nel contesto, è una sorta di piccola star a Trieste, quindi credo che lui si senta molto sicuro in questo momento. E diciamo che la storia di Liliana sta appassionando molto comunque gli italiani, forse perché sembra quasi, come dire, come un romanzo shakespeariano in cui ci sono queste 3 figure, come dire i 3 uomini di Liliana, no? Che ricordiamo essere appunto in qualche modo l'amico Fulvio, il marito Sebastiano e poi l'atleta, ora non ricordo il nome. Sì, allora Liliana è un romanzo moderno, ed è anche questo un post De Filippi, perché la De Filippi con i suoi programmi, mi riferisco in particolare a Uomini e Donne, ha introdotto molto il tema dell'amore over 70 probabilmente, e noi viviamo degli amori giovanili un po' più easy, e invece questi delle persone più anziane sicuramente sono più profondi, sono più legati ai vecchi valori, e quindi qui abbiamo delle persone che probabilmente erano molto attaccate a Liliana, e in questo caso probabilmente da uno di questi attaccamenti morbosi potrebbe essere nato uno dei motivi, perché in realtà io penso ci siano più motivi sotto questa vicenda, perché fosse stato un solo motivo probabilmente già ne saremmo venuti a capo. E
che cosa ne dici degli inquirenti che hanno detto che avevano confermato che le videocamere avevano ripreso appunto Liliana, ma in realtà sembra che non sia vero e che sia stato fatto certo, proprio per vedere sì, poi sì, i sì. vari alibi. Qui, Allora, è vero che gli inquirenti a volte gettano l'esca, e qui infatti anche Sebastiano subito ha tirato fuori questo elemento dicendo no, ci sono le telecamere, quindi non dovete pensare che possa essere accaduto nulla a casa. Però c'è anche da dire che a un certo punto i parenti si sono insospettiti per il fatto che nessuno abbia chiesto loro, e chi meglio di loro, di riconoscere questa figura che cammina, perché poi si vede da lontano, da quello che mi è stato riferito, e si vede la presunta borsetta. Allora la famiglia, Sergio, Silvia, ha detto finché noi non vediamo queste immagini noi veramente avremo il dubbio che quella persona possa non essere lei, che quindi lei possa mai essere uscita di casa quella mattina. E ci sono tanti elementi che portano, diciamo, a preferire questa tesi, anche perché c'è, ricordiamo questo dettaglio, l'uscita di Sebastiano in retromarcia, che era un'anomalia per la sua consuetudine. Davanti a casa sua c'è un posteggio, però è facile fare un'inversione a U. Lui quella mattina esce in retromarcia. Perché? Ed è nuova questa informazione della retromarcia? No, allora, non è nuova, però non è mai stata sottolineata abbastanza. Noi l'abbiamo tirata fuori qualche mese fa ed è passata un po' in secondo piano. Ho capito. Invece in questi giorni invece sono proprio 2 anni dalla scomparsa, anzi dalla morte di Viviana Parisi. E a proposito, che cosa ci racconti? Anche qui sembra che poi la dinamica sia ferma a quella dell'incidente. Prima l'incidente stradale nel e caso dopo... specifico la dinamica, diciamo, non è nemmeno ferma all'incidente, perché secondo molti è ferma o alle campagne o al nulla, perché c'è chi preferisce la tesi dei cani e c'è chi preferisce la tesi del suicidio. Io penso la famiglia sia abbastanza convinta che ci sia stata un'aggressione nei campi, però io resto invece del parere che questo non spiegherebbe prima la partenza di Viviana, che si fa 80 km, e poi non spiegherebbe il motivo per il quale una donna dopo un incidente normale scavalca un muro veramente difficile da scavalcare con un bambino con 45 gradi e se ne vada per le campagne. Quindi io la vedo in modo più giallo e penso ancora che ci sia qualcosa che non è mai uscito e chissà se mai uscirà. E poi ricordiamo poi agli ascoltatori che in molti dei casi che tratti proprio ti rechi nei luoghi, pratichi dei video, fai degli itinerari, ti rechi spesso nei luoghi, quindi hai lavorato molto comunque anche al caso, no? di Viviana. E la stessa cosa anche in quello di Trieste ovviamente mi sono recato sui luoghi, e un po' lo faccio per tutti i casi che seguo in modo più assiduo. Così come dicevo prima, è importante poi avere rapporti con le persone direttamente coinvolte, che una volta che acquisiscono fiducia nell'obiettività del modo con cui operiamo, ci danno informazioni e anzi spesso ci chiedono di divulgarle. Eder, come mai tu hai deciso adesso di fare questi 2 canali? Abbiamo Eder McPallister e Eder McPallister 2. Tratti gli stessi temi? Escono con cadenza diversa? Come mai? C'è un motivo per cui hai deciso? Allora, sì, il motivo c'è, diciamo, è quello anche di farle di necessità virtù. Nei prossimi giorni probabilmente i 2 canali avranno una programmazione differita. Però perché nasce questa cosa? Perché in seguito alla mia amicizia con Tony Pipitone ho iniziato a ricevere delle segnalazioni. Siccome mi era stato detto che altri canali in precedenza erano stati chiusi, ho preferito lasciare il principale un po' a riposarsi, visto che c'era questo periodo di grande, interesse strano verso quel canale, e ne ho creato un secondo. Adesso che la cosa si è quietata, il primo ha ripreso a funzionare a pieno, però visto che nel frattempo il secondo si è lanciato bruciando le tappe, perché è arrivato quasi a 10.000 iscritti in 3 mesi, chiaramente continuerò a utilizzare anche quello. E tra l'altro tra i tuoi vari video, in particolare volevo chiederti, ma c'è qualche sviluppo anche nel caso del mostro di Firenze, a proposito della pistola chiave, per risolvere il caso? Sì, abbiamo seguito il caso anche di recente, perché il mese scorso è stata consegnata una pistola. La pistola in realtà era divisa in 2 parti e custodita in 2 posti diversi. E dal figlio e la proprietaria del casolare, dove è stata trovata, aveva un marito deceduto che faceva parte dell'arma, senza entrare nello specifico. E siccome molte delle ultime ipotesi riguardanti il mostro riguardano proprio un militare,
o italiano o francese, questa cosa ha fatto addrizzare le orecchie a un po' di gente. Anche Michele Zuttari si è pronunciato riguardo questo ritrovamento dicendo che può essere decisivo, perché ricordiamoci che l'unica certezza degli omicidi al mostro di Firenze sono una calibro 22 long rifle, che sicuramente è stata usata per tutti gli omicidi, più quello di Barbara Locci, che però non è stato mai ovviamente firmato mostro di Firenze, anche se poi la correlazione con Salvatore Vinci potrebbe essere attinente, perché lui è stato spesso sospettato di poter essere il mostro. Ma e tu hai mai pensato di fare dei progetti anche legati all'editoria, di spostare, di scrivere dei libri con tutte queste esperienze che hai negli ultimi anni? Sì, allora in realtà delle persone che mi hanno seguito mi hanno anche chiamato per avere dei consigli loro per scrivere dei loro libri. Io nel mio caso per esempio avevo detto che sicuramente ne avremmo fatto uno su Viviana, però se il caso si fosse risolto, perché secondo me fare un libro dove si ripercorre tutta la vicenda e poi però restare con questo finale che non convince nessuno non avrebbe senso. È un po' anche la tematica del mostro di Firenze. Sono bellissimi i film, le fiction, ma poi il finale della vicenda del mostro di Firenze lascia tutti delusi, perché in realtà è apertissimo, per quanto lui probabilmente ad oggi sia morto, perché ovviamente sono passati gli anni, però è una vicenda che si chiude senza un finale. Ti chiedo anche un'altra cosa, a proposito del caso di Andrea Rubčić, in quel caso lì si è fermi o c'è qualche sviluppo? Ma anche lì, un po' come Mimì Manzo, c'erano delle tracce sulla macchina del fidanzato di Simone Gresti, e anche lì però bisogna capire se queste tracce siano fisiologiche, nel senso che lei frequentando quell'auto possa averle lasciate a prescindere, o se siano dovute a un qualcosa che è successo. Diciamo che questo è un vero e proprio giallo, perché lei aveva questa strana amicizia appunto con Simone e con l'amico Omar, a cui addirittura chiede di essere venuto a prendere proprio la sera in cui poi sparisce. Ma la sera precedente alla sparizione va a trovare l'ex fidanzato Daniele, e in più in questa vicenda compaiono anche il proprietario del camper e la fidanzata, per cui veramente si crea un giallo in cui vanno a coincidere almeno 6 personaggi per una scomparsa che probabilmente è firmata da uno di questi. Ma e tu con che cadenza pubblichi? Cioè, in realtà tantissimo, è una grandissima produzione, forse ogni 8 ore almeno. No, in questo periodo penso che tutta questa pubblichiamo produzione? quasi un video all'ora in questo periodo, soprattutto la notte pubblichiamo quasi un video all'ora. Cerchiamo di stare dietro a qualsiasi notizia, perché poi qualsiasi notizia col senno di domani può diventare un giallo, allora noi vogliamo esserci dal primo minuto. Quindi anche questa di Malnate, c'è stato un omicidio Malnate che sembra poter essere molto interessante, perché qui sono due: o si virerà sul discorso familiare e probabilmente in questo caso il figlio che era lì, oppure diventerà un giallo interessantissimo, perché una persona misteriosa cerca questa signora e poi questa signora viene trovata morta. Invitiamo gli utenti ad ascoltare gli sviluppi nel tuo canale Heather McPalliser 2, e ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Grazie veramente. E ci sentiamo, grazie a voi. Ci sentiamo presto. Grazie Ciao. Heather, grazie Ciao. di A presto, tutti. grazie a voi. Presto, ciao, grazie. E ringraziamo Heather per questa super intervista. Abbiamo parlato veramente dei casi di cui gli utenti YouTube sono certamente più ossessionati negli ultimi mesi, e lui è sicuramente uno tra i master italiani che abbiamo nel trattare i casi.